Le previsioni turistiche per l'estate 2013 sono allarmanti. Quest'anno infatti solo il 56% degli italiani raggiungerà le mete estive, a differenza dell'86% registrato l'anno precedente. La crisi aguzza l'ingegno, guardare al turismo straniero diventa l'autentica ancora di salvataggio per un settore colpito duramente dagli effetti dello spread. Inglesi, francesi, ma anche molti turisti delle nazioni emergenti come Polonia e Russia sono pronti ad arrivare in massa nei nostri territori. Il fiore all'occhiello è rappresentato senza dubbio dalle ville venete, un'offerta ricca per chi vuole assaporare e scoprire l'anima di queste vere opere d'arte architettoniche. Un portfolio che tocca quasi 130 strutture disposte a svelare i segreti di un successo riconosciuto a livello mondiale. Il tutto messo a disposizione del turista attraverso la cosiddetta Carta dei Servizi, una vera e propria roadmap dove trovare tutte le ville che hanno aderito al progetto. È il progetto che è partito in effetti ancora 4 anni fa, ma che sta diventando sempre più forte con la Regione Veneto, che è la famosa Carta dei Servizi. All'inizio vedeva appunto pochissime ville, ma via via le ville si stanno aggregando e siamo arrivati a circa 130. All'interno di questa opportunità è importantissimo perché appunto le ville, che gran parte sono in mani ai privati, hanno anche questa opportunità di aprirsi al turista, non solo dal punto di vista, dicevo prima, importantissimo culturale perché sono degli scrini d'eccellenza, ma anche con prodotti di enogastronomia o attività di altra natura che rappresentano il Veneto in una forma diversa, non solo a livello veneto, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Dei gioielli che contengono degli altri gioielli. Assaporare l'anima delle ville è l'aspetto innovativo di questa stagione estiva. Assaporare le ville, per cui cercare di vederle con la loro anima. In effetti l'Istituto regionale ha iniziato da 2 anni e mezzo questo grosso lavoro assieme alla Regione Veneto, che è quello non solo del restauro dei muri ma anche della vita all'interno delle ville, perché queste stupende dimore non avrebbero alcun significato se dentro non avessero vita, non avessero vissuto e non avessero esperienze soprattutto. Per cui il lavoro che viene fatto oggi è proprio quello di assaporare la villa, assaporarla come opera d'arte, assaporarla come esempio unico e progetto unico a livello mondiale, ma assaporare anche ciò che la villa stessa può offrire in specialità e altre opportunità, anche di eventi e soprattutto, permettetemi, anche di assaporare il paesaggio che si sta ricostruendo attorno, per cui quell'armonia, quel paesaggio tipico veneto che rende anche gioia e anche letizia. Ne abbiamo tanto bisogno, per cui visitiamo le ville, andiamo a conoscerle come veneti, questo è il messaggio, per poi trasmettere ad altri, agli italiani, agli stranieri, quanto è bella la nostra terra. Secondo un recente sondaggio sono 2 gli aspetti principali che attirano maggiormente i turisti nel nostro paese: ambiente e cultura. 2 fattori che insieme sono ritenuti dal 40% dei visitatori come motivi principali per la scelta delle mete estive. Vino, Villa Veneta soprattutto, queste ville veneziane del 1500, del 1600, abbinate ai nostri meravigliosi vini che sono dal Soave prima, perché la parola Soave riempie sempre di gioia, poi abbiamo il Valpolicella, abbiamo il Breganzi, abbiamo il Gambellara, il Prosecco, abbiamo dei vini meravigliosi veramente in tutta la pedemontana veronese e veneta in particolar modo, perché è giusto parlare di Veneto, bisogna fare squadra, perché è la squadra che vince. Il turista oggi non si contenta più dell'orticello, ha bisogno di vedere, di sentire, anche di informarsi, di apprendere e vedere, perciò può degustare oltre il vino che trova in ogni provincia, trova un vino particolare, abbinato ai suoi piatti tipici e le bellezze di queste ville stupende. Vivere le ville venete a 360 gradi significa scoprire tutte le eccellenze del Made in Italy, dall'aspetto enogastronomico fino a quello paesaggistico. Prodotti DOC, DOP, IGP che si possono acquistare all'interno di queste ville. È un fenomeno assolutamente non ancora sufficientemente scandagliato, che però in questa prima fase ha portato al censimento già di centinaia di ville. Ormai in queste zone particolari che sono la Valpolicella, il Soave, la zona del Breganze, di Marostica, di Bassano, di Asolo, Montebelluna, Conegliano, gli investimenti anche di proprietari terrieri sono verso produzione di qualità e le ville sono considerati i luoghi migliori dove far conoscere questi prodotti. Prodotti che sono conosciuti e valorizzati in tutto il mondo, pensiamo all'Amarone che è un vino di punta o il Prosecco. Le ville quindi come luoghi dove si è sempre coltivato il vigneto, dove si è sempre prodotto il vino e quindi la possibilità di visitare le antiche cantine, le cucine e di degustare prodotti, ma non solo di
fermarsi per qualche ora per fare dei corsi di cucina e poi di vedere tutte quelle attrezzature raccolte dai proprietari nel corso dei decenni e degli anni che danno l'idea di quanto interessante fosse questo movimento legato al turismo enogastronomico. Il turista, soprattutto quello internazionale, è diventato più esigente, non si accontenta di assaporare i nostri prodotti, vuole studiare, sapere, capire cosa si cela dietro ad un grande successo. Il Veneto offre un connubio, quello tra vino e cultura, ineguagliabile in Italia e probabilmente in Europa. E se è la prima regione visitata dai turisti internazionali, un motivo ci sarà.